Incontri con esperti, lezioni di storia e approfondimenti sull'emigrazione veneta da ora sono la regola nelle scuole venete, di ogni ordine e grado. Lo dice il protocollo d'intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e numerose associazioni, siglato in questi giorni. L'obiettivo è quello di far conoscere l'entità, le cause e tutto ciò che ha portato al fenomeno migratorio nella nostra regione, negli anni a cavallo tra fine 800 ed inizio Novecento. Fin da piccoli i ragazzi cresceranno così conoscendo i primi spostamenti dei Veneti, inizialmente oltreoceano, già dal 1886, per poi tornare a scegliere mete più vicine in Europa a partire dai primi anni del Novecento. Chi sceglieva di emigrare era in particolare chi viveva nelle zone montane di città come Vicenza, Treviso e Belluno e si spostava verso paesi come la Germania, l'Austria e l'Ungheria. Al programma aderiscono associazioni come Veneti nel Mondo, Unione dei Triveneti nel Mondo, Associazione degli Emigrati ed ex emigrati in Australia e Americhe e bellunesi, trevisani, veronesi e vicentini nel mondo. Una pagina di storia spesso ignorata, spiega l'assessore all'istruzione Donazzan, che ha generato grandi cambiamenti sociali, culturali e politici.